Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Rovigo, siamo al Censer, siamo in questo Expo Scuola, tra l'altro siamo sullo stand dell'alberghiera dell'Istituto Cipriani di Adria, una scuola che veramente ci entusiasma, ma non solo questa. Adesso facciamo un giro in questa parte del padiglione E di questa fiera finalmente ritrovata dopo la pausa del 2020 e andiamo a scoprire un po' di personaggi, un po' di protagonisti di questi tra insegnanti e studenti, di queste scuole particolari, scuole che danno la possibilità di entrare subito nel mondo del lavoro in maniera anche importante, qualificata. Istituto Cipriani, Adria, istituto alberghiero con il professor Manca. Allora, che caratteristiche ha il vostro istituto in particolare? Il nostro istituto ha la caratteristica di preparare i ragazzi per entrare nel mondo della hotellerie, della ristorazione commerciale e di tutti i servizi turistici. I ragazzi in sostanza si preparano per entrare, per noi il riferimento principale è il mondo dell'albergo, però il loro sbocco ormai è rivolto alle varie novità che ci sono sul mercato, per cui sia nella congressistica sia nel settore commerciale di varia tipologia, tipo gli showroom o altro, possono entrare a lavorare, per esempio i ragazzi dell'accoglienza turistica che magari li riconosciamo per la loro divisa, noi usiamo dei colori un po' sgargianti, così sono sempre visibili dal cliente, la giacca azzurra blu per i maschi, la giacca rossa per le femmine, oppure per le ragazze di sala, i ragazzi di sala il loro Spencer, il loro giochino con color crema e ovviamente la classica divisa prevista per gli studenti di cucina in tutti i settori. E qua abbiamo tre indirizzi, la prima parte degli studi è su tutti e tre indirizzi, vero? Sì, esatto. Il ragazzo che sceglie di iscriversi al nostro istituto, i primi 2 anni sono 2 anni di orientamento, vengono così chiamati, dove lentamente ha l'approccio di base di tutti e tre i settori. Poi con un orientamento interno sceglieranno in seconda in quale specializzazione andarsi a professionalizzare e svolgeranno il triennio che è proprio quello di indirizzo e lì si entra molto dentro nelle tecniche, nei dettagli e quindi essere autonomi e professionali è uno dei nostri obiettivi. Siamo nello stand di Assistedi del Rovigo, la vostra scuola praticamente cosa forma? La nostra è un percorso formativo triennale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale che permette agli allievi di ottemperare a quello che è l'obbligo scolastico ed è imperniato sul modo dell'imparare facendo. Si impara lavorando in laboratorio, anche durante le ore tradizionali, quindi nelle materie, negli assi culturali, italiano, matematica, inglese, ma tutto è finalizzato alla competenza che poi dovranno assumere quando entreranno nel mondo del lavoro. Il nostro corso di formazione triennale porta alla qualifica professionale di operatore edile o in alternativa un altro percorso triennale per operatore termoidraulico. Ecco, anche a voi chiediamo, lo sbocco professionale una volta finito le scuole in quanti riescono a poi a lavorare subito? In questo momento favorito dall'economia e dalla ripresa con i contributi famosi, diciamo che il 100% abbiamo le aziende che ci telefonano ogni giorno per chiederci ragazzi, quindi al termine dei 3 anni chi vuole entrare subito nel mondo del lavoro trova le porte aperte, anche perché nella nostra formula nella formazione professionale abbiamo durante il secondo e terzo anno proprio come materia obbligatoria lo stage in azienda, quindi già i ragazzi vanno a contatto con le aziende e con il mondo del lavoro. Invece chi decide di proseguire con gli studi c'è la possibilità di fare il 4º anno, quindi di diventare tecnico edile o tecnico termoidraulico e poi un'ulteriore prosecuzione è rappresentata dagli ITS, che è l'istruzione tecnica superiore, con l'ITS Red che dà diversi sbocchi per quanto riguarda i super tecnici nei cantieri e nel mondo del lavoro. Liceo artistico Bruno Munari a Castelmassa, un'altra eccellenza in questo Expo Scuola. La proposta che fate voi? Allora, i nostri indirizzi intanto sono presenti nell'ambiente dal 1894 come
scuola d'arte e mestieri. Abbiamo l'indirizzo di arte della figurazione, l'indirizzo di architettura e ambiente, design della moda e anche design dei metalli e delle pietre preziose. Quindi gli indirizzi li abbiamo tutti. La nostra scuola è addirittura aperta H24 perché oltre al corso diurno gli studenti, quindi i ragazzi, abbiamo anche la scuola serale per adulti che arriva fino alle 23:30 ed è anche quella un'eccellenza perché è nel territorio da 27 anni, quindi siamo stati i primi in Polesine, siamo un po' gli antisegnani anche di questa tipologia di insegnamento. Ecco, che sbocchi lavorativi dà e che percentuale dei vostri studenti trova lavoro o continua con la loro passione iniziale? Allora, la nostra scuola è posizionata nel territorio dove già sappiamo esistere il comprensorio della Giostra, quindi Merlara, Bergantino. I nostri studenti che si vogliono fermare spesso e volentieri hanno acquisito delle competenze, soprattutto mi viene in mente con l'utilizzo dell'aerografo che non fa più nessuno, che è utile per decorare la giostra, quindi entrano già direttamente nel mondo delle giostre, non come giostrai ma appunto nelle ditte che lavorano per le giostre. Ma essendo un liceo possono comunque iscriversi a qualunque facoltà universitaria senza nessun problema di solito. Allora, il docente ci diceva che c'è anche un indirizzo di architettura. Sì, l'istituto ha un indirizzo specifico sul campo architettura-ambiente, come già è stato ricordato, ed ha lo scopo fondamentalmente di iniziare gli studenti nel vedere più come dire, con occhio progettuale all'architettura e all'organizzazione del territorio, ma soprattutto anche capire le dinamiche che sul territorio si instaurano e già nella realtà sono in atto nell'organizzazione della logistica, nell'organizzazione della costruzione, nella formazione delle città, insomma tutto ciò che fa del nostro quotidiano. Istituto Tecnico Agrario Munerati di Sant'Apollinare, vicinissimo a Rovigo, con la vicepreside. Voi cosa state proponendo ai vostri studenti? Allora, noi stiamo proponendo intanto una breve rassegna dei prodotti della nostra azienda, e quindi ecco, abbiamo una bellissima serra di circa 100 metri quadrati con produzioni ortoflorovivaistiche, nonché appunto vari prodotti che i nostri partner, i nostri ex studenti hanno piacere di mettere in mostra perché appunto sono ancora affezionati, legati all'ambiente in cui hanno studiato. Il nostro è un istituto tecnico-tecnologico e quindi ecco, i nostri ragazzi saranno dei periti agrari nel momento in cui appunto raggiungeranno la maturità, il loro diploma. In un momento di agricoltura 2.0 voi quanto contribuite a questo? Allora, sicuramente la nostra azienda agraria sta mettendo in atto delle nuove coltivazioni, soprattutto per quanto riguarda le eccellenze del territorio, tipo l'aglio polesano, e siamo appunto, come può ben vedere, abbiamo il vino prodotto con dalle uve del nostro vigneto, dove sono presenti delle colture, dei vitigni antichi che stiamo cercando appunto di ripristinare, stiamo cercando di rimettere appunto in produzione, tipo il turchetta, il benedina o il mattarella. Il Clinton niente? Il Clinton non si può, diciamo che a casa ognuno può, però ecco, noi abbiamo questi vitigni autoctoni che stiamo cercando appunto di riprendere proprio per aumentare anche incrementare la biodiversità nell'ambito vitivinicolo.